Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Dove siamo? Siamo nelle montagne tra Pordenone e Belluno, vicino alla diga del Vajont, anche se dovevamo stare da un'altra parte. Noi oggi, 15 marzo, dovevamo essere a Madonna di Campiglio, al rifugio Solander, con Daci DJ, Matilde di Lacelli Farm e Max Facchetti a fare un après-ski. Però siamo rimasti a metà strada, quindi dove andiamo? Andiamo a Longarone, all'Agrimont, che è qui a meno di 6 km. Quindi ragazzi, altro video, altra storia, ci vediamo all'Agrimont. A dopo ragazzi, ed eccoci qua arrivati a Longarone Fiere. Fa più freddo a Longarone, come vedete dalla berretta, pacchetti, macchine agricole che ho in testa. Qui a Longarone fa più freddo che neanche su in montagna dove eravamo prima. Comunque ragazzi, arrivati alle nostre spalle, come sempre cominciamo con Deutz, andiamo dentro a vedere la fiera e ci vediamo dopo.
Ragazzi, come sempre qui interrompiamo il video perché ci vuole una spiegazione di quello che vedrete tra poco. Allora, ero in fiera che riprendevo i trattori, come vedete eravamo già all'inizio dell'interno della fiera Agrimont, quando dal nulla qualcuno mi chiama. Io ero concentrato a fare i video, quindi non ho sentito nulla, ma dopo un po' chi ti vedo arrivare? Simone Turbina. Quindi ci siamo salutati, abbiamo bevuto una birra insieme e qui ci sono le immagini, guardate cosa è successo. Ragazzi, siamo qua a brindare col nostro amico Turbina e Gigi Gionca e viva la gnocca! di vita da Boscaioli. E per le cotture di Alone Veneto, ragazzi, siamo qui. Vai. Facci uno sponsor con una locandina che va. Birra quattro, la migliore. La migliore in assoluto. Ecco, la migliore birra in assoluto. Hai capito? Adesso la proviamo. Ragazzi, oltre a Simone Turbina e alla sua ragazza insieme a noi a bere la birra c'erano anche i ragazzi di Vita da Boscaioli. Andateli a seguire su Instagram, hanno delle cose interessanti, vale veramente la pena. E adesso noi andiamo avanti con il video dell'Agrimont 2026. A dopo.
Ragazzi, allora anche questa Fiera Agrimont 2026 l'abbiamo girata tutta, abbiamo fatto l'interno, l'esterno, un po' di confusione, come avete visto i macchinari sono tutti ammassati in spazi molto ristretti, però quello che siamo riusciti a riprendere l'abbiamo ripreso. Se quello che abbiamo ripreso vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e seguitemi perché farò altre fiere, altri eventi. Alla prossima ragazzi!